Il focus di quest'oggi prende in esame il comparto della carne bovina e avicola nel Veneto nel 2021. Partiamo dalla carne bovina e in particolare del numero degli allevamenti per capire poi com'è andata. Sì, il Veneto è un importante produttore di carne bovina, è forse uno dei principali a livello nazionale, ha circa 5.800 allevamenti a indirizzo da carne, però in verità circa 1 migliaio sono sufficienti per fare il 90% della produzione, quindi si tratta di grossi allevamenti che hanno una grande efficienza produttiva e che riassumono un po' tutta l'arte della produzione del fare carne. Ecco, e a proposito di produzione, parliamo anche di macellazione. Allora, la produzione in Veneto nel 2021 è aumentata un pochettino, quindi si tratta di un anno che ha un po' ripreso quasi la normalità rispetto agli anni precedenti e ha macellato circa 788.000 capi, con un aumento quindi dell'1%. La maggior parte si tratta di vitelloni maschi o vitelloni femmine. Per la precisione 329.000 capi maschi, vitelloni maschi, e 277.000 capi manze, quindi femmine, facendo quindi un importante ruolo nella produzione per l'Italia di queste tipologie di animali. Ecco, un segmento importante è quello dell'importazione degli animali vivi. Il nostro guaio nella produzione zootecnica italiana è che non abbiamo grandi quantità di animali da ristallo, quindi siamo costretti a utilizzare animali provenienti dall'estero. La maggior parte proviene da altre nazioni come la Francia, per esempio. L'Italia, per dare un'idea, importa poco meno di 1.200.000 capi da allevamento o da macella. La maggior parte si tratta di animali da allevamento. Di questi la metà, 600.000, arrivano in Veneto e 500.000 dalla Francia, per dare idea dell'importanza di questo paese per noi. Ecco, chiudiamo la parte della carne bovina parlando dei prezzi. I prezzi sono leggermente migliorati nel 2021, c'è stato un piccolo aumento di animali in macello sul 2-3%, e quindi una piccola ripresa. L'altro vantaggio è stato che i costi, quindi gli animali da ristallo, sono aumentati un po' di meno, sono aumentati sì, ma leggermente meno. Questo ha favorito un attimo il miglioramento del reddito, che però bisogna, chiudendo, gli ultimi mesi ha visto un aumento di costi generali di alimentazione e anche energetici preoccupanti, che poi nel 2022 sappiamo quello che sta succedendo. Passiamo invece al comparto degli avicoli, che sappiamo che per il Veneto è molto importante. In effetti il comparto avicolo è il maggior comparto zootecnico da carne e anche a livello nazionale riassume circa il 30% della produzione nazionale, quindi è sicuramente un comparto importantissimo. Il 2021 ha visto anche in questo caso una normalizzazione, un po' una ripresa della produzione, che è aumentata dell'1,7% per un valore ai prezzi di mercato di oltre 800 milioni di euro. Quando si parla di avicolo, cosa si intende in particolare nel Veneto? Allora ci sono due produzioni fondamentali, che è la produzione del pollo da carne, e quest'anno il Veneto ha macellato circa 175 milioni di polli, e poi c'è il tacchino da carne, e in questo caso l'animale è più grande, più grosso, quindi di un peso maggiore. Il Veneto ha macellato 12,5 milioni di capi ed è quasi il 48% della macellato nazionale. Si parla anche di export, quindi in questo caso? Non tanto. Il Veneto, cioè l'Italia, diciamo che è autosufficiente per la produzione la produzione avicola a 102-103% come autosufficienza, esporta qualcosetta, sì, e negli ultimi anni c'è stato un piccolo aumento, però il quantitativo, diciamo, è ancora molto modesto, però del resto non importa, quindi è praticamente dimostra che quello che consumiamo è di origine nazionale e per una parte veneta. Chiudiamo con i prezzi. Anche in questo caso c'è stato un piccolo recupero di prezzi che sono aumentati di un 10%
per il pollo da carne, di un 6% per il tacchino. Questo è stato uno dei motivi per cui è salito il valore della produzione, però ricordiamoci che erano anche caduti, si erano ribassati parecchio nel 2020 e quindi c'è stato praticamente un recupero della situazione degli anni precedenti. Ecco, da chiudere invece, e da ricordare, è l'influenza aviare che si è abbattuta negli ultimi mesi, in Veneto soprattutto, per il settore avicolo, e che ha toccato circa 250 allevamenti, che non sono proprio pochi. In Veneto ha circa 1200 allevamenti, maggior parte per tacchini, per polli e poi per tacchini. Ecco, e ha richiesto un abbattimento di 13-14 milioni di capi, che quell'influenza probabilmente la sentiremo nel 2022. Questo